da solo mi basta. Siamo sempre arricchiti con gli altri. La vostra presenza qua è stata un motivo di arricchimento, è stata un'occasione di gioia, è stata un'occasione di accoglienza del Signore. Attraverso voi il Signore ci ha ancora mostrato che ci ama. Per questo ho voluto che tutti insieme cantiamo questa bella canzone. Meraviglia, il Signore ci ama. Sì, carissimi, il Signore ci ama. Il Signore ci ama, ci vuole bene. Quando Sergio è arrivato con questo progetto, ne ha parlato con altri preti prima di me, ma non è stato accolto. Mi ha telefonato, mi ha detto ti vuole incontrare, ho detto vieni domani, non avevo insieme. Appena mi ha detto che sono andato in Italia, ho incontrato una comunità carismatica e vorrei che questa comunità si implanta qua da noi, non c'è nessun problema. È lo Spirito del Signore, è la Chiesa del Signore. Non sono in grado di chiudere la porta allo Spirito del Signore e la sua Chiesa. Allora tutte le porte della Chiesa sono aperte affinché il Signore entri nella sua Chiesa. E gli ho detto vieni domenica, durante tutte le 9 mesi parlerà tu alla comunità e da lunedì comincerà il primo incontro. Cosa ha detto? Cosa ha fatto? E lunedì abbiamo avuto qui quasi 100 persone. Ha parlato la domenica e lunedì abbiamo avuto quasi 100 persone. Io ho detto questo è lo Spirito del Signore. E la stessa settimana ho telefonato all'arcivescovo e gli ho parlato, ho spiegato il progetto, mi ha detto so che con te tutto andrà bene, ti do la mia benedizione. E quando è arrivato qui il mese scorso ho chiamato Sergio e gli ho detto vieni con me. Ho chiesto a Sergio spiega il progetto all'arcivescovo. L'arcivescovo sapeva già ciò che le avevo detto e ha spiegato. L'arcivescovo ha detto per un progetto così iniziamo in una parrocchia. Quando la cosa è ben fissata, poi sei tu il parroco a dirgli che le cose vanno bene e così metteremo la comunità delle altre parrocchie della diocesi. E ciò che abbiamo fatto questa settimana sono contentissimo perché so che la comunità sta già e tutta la diocesi di Yaoundé. E Yaoundé è il cuore del nostro paese. Quando complice il nostro Presidente della Repubblica, quando Yaoundé respira, vive tutto il Camerun respira. Significa che ciò che avete fatto questa settimana non è più soltanto per la nostra parrocchia, non è più soltanto per la nostra diocesi, è già quasi per tutti i campi, perché per gli altri sarà facile per noi impiantare la comunità. Per questo volevo avere delle persone sicure. Il gruppo che avete scelto penso che sarà un gruppo che deve prima vivere la spiritualità, perché quando non c'è spiritualità non si può fare niente. Non è un gruppo di capi che danno ordine, ma servirebbe meglio di essere un gruppo delle persone che servono come il nostro Signore Gesù,
le persone sono venute per essere servite, ma per servire. Per questo faremo del tutto, perché loro lo capiscono, ma lo so già, sono in grado tutti, perché sono delle persone che non hanno fame, perché il più difficile è di avere persone che hanno fame, perché quando la pancia è vuota si comincia a fare delle cose che non si capiscono. Allora, tornando in Italia, potete essere sicuri che il gruppo sta nelle mani di Dio attraverso la nostra presenza. Sono gli occhi dell'arcivescovo, sono gli occhi del nunzio, perché so che la settimana prossima tutti vi chiederanno cosa è accaduto. Avete visto l'altro giorno con il nunzio, appena Alberto voleva parlare, che lui diceva già tutto, e tutto ciò che avete messo su internet questa settimana ha già letto tutto, quindi sa tutto ciò che abbiamo fatto, ma cercherà di sapere di più, telefonandomi o chiamandomi di andare a Giardura per dare ancora più spiegazioni. Per questo sono sicuro che lo Spirito Santo ha lavorato. Vedete tutte queste persone da sabato scorso fino ad oggi, questa piccola chiesa è sempre piena. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia! Ciò che vi dico oggi non è una testimonianza, è la gioia che esce dal mio cuore, è la gioia del servo del Signore, che sa che non può fare niente senza la presenza del Signore, senza il soccorso del Signore. Il Signore ti ha portato dall'Italia fino a qui. Domenica scorsa, mentre Alberta mi raccontava questo sogno di una sua sorella, un sogno da questa visione di uno di Yaoundé. ha raccontato questo sogno qui a loro. No, la sorella era di Yaoundé. Sì, vorrei sapere se ha raccontato questo sogno. No. Spiegherò dopo alla gente il sogno, per capire che le cose del Signore sono cose del Signore, e il Signore non si inganna mai. Tutto ciò che fa il Signore è sempre buono. Allora, cari fratelli e sorelle, siete venuti a Yaoundé. Tutto Yaoundé vi ringrazia, l'arcivescovo vi ringrazia, ve l'ha detto l'altro giorno, e al suo nome ve lo dico oggi ancora più forte davanti a tutta questa gente. Siamo contenti, dai bambini agli anziani. Avete visto tutti qui, questo è il segno di una chiesa che prega. Avete visto che questa chiesa prega. Noi preghiamo e noi siamo sempre nell'allegria, nella gioia perché stiamo facendo tutto per incontrare il Signore ogni giorno, per scoprirlo, il tesoro che ci presenta ogni giorno. E siamo ancora in cammino, e ciò che vi avete portato oggi ci permette di continuare questo cammino. Non è un cammino facile, ma come lo dice la scrittura, niente non è impossibile al Signore. Ciò che avete, il fuoco che avete acceso qua oggi, tutta questa settimana, questo fuoco non sarà mai spento, questo fuoco sarà sempre visibile, e questo fuoco ci aiuterà a servire il Signore, a servire la sua Chiesa. Per questo vi ringrazio per la gioia che ci avete portato questa settimana. Eravamo nella gioia da venerdì sera ad oggi, questa gioia comincia a sparire, perché
sono sicuro che lunedì ci saranno dei piangi. Tutti piangeremo, voi come noi, perché abbiamo costruito una famiglia. È vero! Abbiamo costruito la Chiesa del Signore risorto, di Gesù risorto. È veramente la comunità di Gesù risorto che abbiamo fondata, non su sabbia, ma sulla roccia, su Gesù. Per questo ringraziamo il Signore. Cari signori, questi miei parrocchiani sono contenti. Io sono contentissimo. Preghiamo affinché il Signore ci aiuti perché l'anno prossimo la comunità resta. Amen. Adesso siamo a più di 100, forse l'anno prossimo saremo 300. Amen, alleluia! E fra 5 anni avremo coperto tutte le camere. E poi usciremo dal campo per andare in Africa. Quando studiavo a Roma avevo tanti amici sacerdoti, tutta l'Africa. Con loro telefonerò a loro del Congo, del Chad, del Centro Africa, della Guinea, per dire che c'è una comunità che è iniziata in campo. Piano piano spiegherò e vedrete il vento, il fuoco del Signore toccare tutti i cuori in tutti questi paesi e la comunità di risorto